Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ore 13. Oggi parliamo di giovani che ad un certo punto della loro vita si trovano ad un bivio, frequentano la scuola, devono scegliere magari anche l'indirizzo scolastico e poi si trovano ad avere a che fare con il mondo del lavoro e quindi un primo impatto con quello che sarà il loro futuro lavorativo. Cercheremo di fare chiarezza su quelle che sono le opportunità che vengono offerte dalla scuola, dal mondo delle aziende ai giovani d'oggi, dando magari anche a chi a casa ci sta seguendo qualche strumento in più per costruire pian piano, mattone dopo mattone, il proprio futuro. Ne parliamo insieme ai miei ospiti che ringrazio per essere qui, che vado subito a presentarvi. Ringrazio il dottor Andrea Mangano, direttore generale del Centro Formazione Professionale di Fonte, Fondazione Opera Montegrappa. Buongiorno. Accanto a lui Don Alberto Poles, presidente di Forma Veneto. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Andremo a capire poi di che cosa si occupa proprio Forma Veneto, che ha un ruolo importante in questo meccanismo, e dall'altra parte quindi abbiamo da una parte, diciamo così, le scuole, i giovani, e dall'altra dove i giovani devono arrivare, ovvero nelle aziende, con Fabio Borsato, direttore di Confartigianato Marca Trevigiana. Buongiorno. Formazione e informazione, impresa e formazione. Ricordo da casa il numero per chiamare, per intervenire in diretta e per fare domande ai nostri ospiti. Allora, subito così, a tutti e tre una domanda. Si parla tanto di disoccupazione giovanile, verrebbe da dire in Italia non c'è lavoro. Partiamo da Don Alberto Poles, non c'è lavoro. In Italia forse non c'è lavoro, in Veneto il lavoro non c'è per chi non lo vuole, nel senso che anche i dati statistici ci dicono che c'è un mismatch tra giovani che si mettono sul mercato del lavoro e aziende che chiedono molte più richieste rispetto al numero di giovani che si mettono nel mondo del lavoro. Noi come mondo della formazione professionale riscontriamo quotidianamente un surplus di richieste di aziende che vengono lì per accaparrarsi i giovani in anticipo proprio perché non riescono a riempire tutti i posti vacanti, quindi il lavoro c'è, bisogna volerlo fare. Andrea Mangano, d'accordo con Don Poles? Completamente d'accordo con Don Alberto, il lavoro c'è per chi lo vuole perseguire, per chi vuole applicare la professionalità in maniera perfetta, per chi vuole portare a compimento il percorso di studi che gli ha dato un'altissima qualificazione e consente quindi di confrontarsi con il mondo del lavoro a testa alta e ottenendo degli ottimi risultati sia in termini economici che anche di crescita personale. Fabio Borsato, voi siete a contatto con le aziende hanno bisogno? Le nostre aziende hanno bisogno di personale, hanno bisogno di impiegare persone. Non è una novità, soprattutto dopo il periodo di crisi, che comunque ha avuto diciamo così, in qualche modo l'effetto di far notare meno questa necessità. Adesso che c'è un momento di apparente ripresa, le nostre imprese ce lo dicono chiaramente, insomma, soprattutto il mondo della manifattura, il produttivo in senso stretto, ha bisogno di personale da mettere sui macchinari, si parlava di saldatura, voglio dire, ci sono tutta una serie di figure professionali che fanno molta fatica a trovare. Penso in particolare al mondo della meccanica, perché è come dire, un mondo che ci sta a cuore, che ha anche un numero di imprese molto importanti sul nostro territorio. Penso al mondo del tessile e comunque insomma in genere, diciamo così, il lavoro c'è. Allora andiamo con ordine, ovvero con quello che è il percorso che un ragazzo fa. Arriva a scuola e quindi, dottor Mangano, voi gli date gli strumenti, la preparazione per, diciamo così, poi essere pronto al mondo del lavoro. Andremo poi a capire meglio con lei esattamente come poi vengono messi in contatto i ragazzi con le aziende. C'è quella fase intermedia, Don Alberto Poles, in cui entrate in gioco voi, Forma Veneto, che è un'associazione senza scopo di lucro, che opera appunto nella formazione professionale. In che modo? Come agite? Sì. Allora, Forma Veneto anzitutto è una sorta di associazione di categoria di fatto, cioè raccoglie e rappresenta dal punto di vista politico-istituzionale tutte le scuole di formazione professionale della regione, tutte, il 97%, perché sennò quel 3% poi si lamenta.
E diciamo che noi cerchiamo di incidere a livello regionale e anche nazionale su quelle che sono le politiche della formazione professionale, le politiche attive poi dell'inserimento anche dei giovani nel mondo del lavoro e quindi tutto il percorso della formazione, dall'orientamento in entrata al collocarli poi. Questo diciamo è il grosso del nostro lavoro, che si concentra poi, si concretizza nel orientare anche le scuole e cercare di porci in dialogo con il mondo dell'industria, dell'impresa, capire quali sono i fabbisogni del territorio anche per indirizzare l'offerta formativa. Inutile continuare a sfornare ogni anno centinaia di operatori della ristorazione se il settore della ristorazione è in contrazione. Il settore metalmeccanico, il settore elettrotecnico, elettronico sono in forte carenza di personale, bisogna concentrarsi molto di più in questo. Ovviamente qui si innesta un altro problema, che non basta solo proporre i corsi, bisogna poi che le famiglie e gli studenti li scelgano e quindi qui si apre tutto il mondo dell'orientamento. Forma Veneto cerca anche di essere protagonista nelle azioni di orientamento sia a livello regionale che poi nel dettaglio cercando di andare a raggiungere le famiglie. Andrea Mangano, come avviene il contatto? I ragazzi frequentano la vostra scuola e arriva poi un momento, quando arriva questo momento, per mettersi in contatto, per avere il primo contatto con il mondo lavorativo? Allora, di fatto i ragazzi da noi frequentano 3 o 4 anni. Il primo anno è un anno propedeutico che consente ai ragazzi di potersi orientare poi nella scelta degli anni successivi, nel senso che all'inizio 13-14 anni si è ancora un po' acerbi rispetto a quello che potrebbe essere lo sviluppo della propria carriera lavorativa futura. Quindi un po' alla volta si innestano nel mondo scolastico e capiscono quali sono le loro propensioni e le loro attitudini. Già dal secondo anno inizia un lavoro di raccordo fortissimo con le aziende, con le imprese di categoria, per innestare i ragazzi all'interno del contesto lavorativo. Un contesto lavorativo dove loro sono come studenti, mantengono la qualifica di studenti e svolgono un'attività di stage di almeno un mesetto dove iniziano ad impratichirsi con il mondo del lavoro, con le regole del mondo del lavoro, con, dico io, in primis sapersi rapportare con i propri colleghi, e poi saper fare, perché ai miei ragazzi insegno sempre che prima bisogna saper dialogare con gli altri, non importa se tu sei super bravo nel tuo mestiere, ma se non sei in grado di comunicare fai poca strada. Poi il terzo anno e il quarto anno via via a crescere, sempre con l'attività di stage, che consente di fatto ai ragazzi di formarsi sempre di più, consente alle aziende di identificare se il ragazzo fa al caso loro e di fatto, come diceva Don Alberto, vi è una sorta di prenotazione previa dei ragazzi a cui viene detto: guarda che a giugno, appena finisci la scuola, sei qua, perché mi sono trovato talmente tanto bene con te che non posso fare a meno di te. Quindi c'è proprio, i ragazzi vanno via come il pane, per così dire, ecco. Quindi diciamo, Fabio Borsato, che per le aziende è un corridoio privilegiato, cioè sapere che vado a bussare a quella porta e so che avrò una risposta, anche se non è sempre così però, perché l'esperienza e appunto le chiederei anche qualche esempio proprio concreto di aziende che si trovano in difficoltà, nonostante magari le commesse ci siano, quindi ci sia, però che si trovano in difficoltà perché poi a quella porta non risponde nessuno. Certo. No, come dicevo nell'introduzione, abbiamo proprio evidenza da alcuni nostri imprenditori di questa difficoltà nell'individuare le figure professionali da portarsi in casa. Come dicevo prima, ma non molto tempo fa, come dire, è finito anche sui quotidiani un nostro dirigente, un nostro artigiano del mondo del tessile, conto terzista, quindi sono imprese comunque anche mediamente strutturate per quella che è la nostra normale. Noi abbiamo imprese, Confartigianato rappresenta le imprese più piccoline, medio-piccole, il mondo del tessile e della manifattura che citavo prima sono anche quelle un po' più strutturate, possono avere 10, 15, 20 dipendenti.
in questo caso un'azienda conto-terzista, quindi che produce per altre imprese magari dell'industria e che fa terribilmente fatica ad individuare persone da mettere sui macchinari per poi riuscire a fare tutto quello che gli consente, no, di lavorare con i fornitori. È un esempio, ma ne abbiamo veramente decine e decine, se non centinaia. Purtroppo questa è l'evidenza che abbiamo. Ribadisco, lo vediamo molto nel mondo della manifattura, la meccanica soffre terribilmente, anche il mondo del legno, insomma, sta soffrendo. Quello che noi cerchiamo di fare a proposito di centri di formazione professionale in particolare, ma tutto il mondo della formazione scolastica, è quello di stringerci, no? Nel senso che comunque storicamente noi siamo stati presenti, noi abbiamo i nostri mandamenti, le nostre emanazioni territoriali che hanno un rapporto stretto con gli istituti del territorio. È chiaro che siamo sempre molto disponibili, andiamo, Don Alberto parlava di orientamento e poi magari vi citerò anche alcune cose che noi abbiamo cercato di fare e che continuiamo a fare, però diciamo da parte nostra, dell'associazione, c'è sempre la disponibilità a andare a portare testimonianza ai ragazzi. Quindi ecco, questo è un po' quello che cerchiamo di fare e che abbiamo un po', come dire, spinto sull'acceleratore negli ultimi 2 anni soprattutto, è quello di creare un legame stretto soprattutto con i centri di formazione professionale, perché anche rispetto alle aziende che sto citando, mondo della manifattura, non possiamo nasconderci che è da lì che vengono, no, le maestranze poi da inserire in questo tipo di nostre imprese, al netto del fatto che abbiamo imprese probabilmente, anzi sicuramente, che hanno bisogno dell'ingegnere, del laureato, insomma ovviamente non lo neghiamo, però il grosso delle nostre imprese, soprattutto la manifattura, pesca dai centri di formazione professionale, per cui con i centri di formazione professionale praticamente tutti quelli del territorio trevigiano abbiamo stretto una sorta di alleanza, una convenzione che abbiamo firmato negli ultimi 2 anni, proprio per riuscire in qualche modo ad essere più vicini agli studenti, perché poi sono quelli da un lato che entreranno nelle nostre imprese, dall'altro magari un giorno che apriranno un'impresa artigiana, no? Quindi questo è anche l'augurio che ci facciamo. Quindi diciamo gli strumenti che cerchiamo di utilizzare con i centri di formazione professionale in particolare o comunque con gli istituti tecnici sono l'alternanza scuola-lavoro che abbiamo citato, che adesso si chiama in un altro nome, ma preferisco restare su alternanza scuola-lavoro, che preferisco, o l'apprendistato duale, nel senso l'apprendistato duale è uno strumento meraviglioso che abbiamo e che per tanti anni c'è stato, ma è stato in qualche modo maltrattato, poco considerato, anche per una questione tecnica proprio di riuscire ad attivarli questi contratti, perché è un contratto a tutti gli effetti. Noi con queste convenzioni che abbiamo fatto delle presentazioni proprio negli istituti, incontrando gli studenti, i genitori e dicendo loro guardate che se volete, da un lato, ma insomma poi i colleghi potranno anche spiegarlo meglio di me, hanno anche la necessità loro stessi, gli istituti stessi, di promuovere questo tipo di contratto, da parte nostra la disponibilità da un punto di vista delle competenze di essere in grado di attivarli, di gestirli, quei contratti non è banale, dall'altro di dire ho le imprese che possono ospitare insomma, i ragazzi e quindi creare questo meccanismo di alternanza, ma in questo caso è usato impropriamente, nel caso dell'apprendistato duale, tra un percorso che è di parte delle ore in aula e parte delle ore in impresa e consente quel meccanismo che diceva il collega all'impresa di vedere questo ragazzo va bene, non va bene, al ragazzo dall'altra parte di capire è quello che voglio fare, mi piace il mondo dell'impresa ed è un meccanismo assolutamente virtuoso. Noi come associazione da anni spingiamo perché poi è un meccanismo che rubiamo in qualche modo dal mondo tedesco e da anni che cerchiamo di arrivare a questo punto, adesso ci siamo. Solo un dato per quanto riguarda Confartigianato Formazione, che è l'ente che dirigo e che si occupa proprio dell'attivazione di questo tipo di percorsi, 50 apprendistati duali avviati negli ultimi mesi dell'anno scorso, insomma, e quindi è un buon modo per entrare in impresa. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta con Ore 13. Abbiamo sentito dal direttore di Confartigianato Marca Trevigiana Imprese e Formazione come le aziende abbiano bisogno di manodopera, di giovani leve da impiegare nelle proprie strutture. Chiedo ad Andrea Mangano e a Don Alberto Poles, gli strumenti ci sono, il lavoro c'è, cosa manca? Dov'è questo inghippo che fa saltare il meccanismo? Don Andrea Poles. Ma allora l'inghippo
è sicuramente da ricercare sotto più punti di vista, perché magari le famiglie influenzano un po' i ragazzi. Esiste ancora un pregiudizio sulla formazione professionale. Molti pensano che la formazione professionale sia una scuola di serie B, la scuola per quelli che non sono riusciti nel sistema dell'istruzione. In passato magari un giovane andava alla scuola superiore, veniva bocciato una volta, 2 volte, 3 volte e poi ripiegava sulla formazione professionale per avere un titolo di studio. Oggi non è più così, per fortuna. Anche quest'anno abbiamo registrato un più 12% di ragazzi in ingresso nella formazione professionale direttamente dalla scuola media. Quindi vuol dire che sta diventando la prima scelta, perché comunque sta maturando una sensibilità, una consapevolezza che questo tipo di percorso ti dà un ingresso immediato nel mondo del lavoro. Dopodiché ci sono delle resistenze anche magari culturali, perché pensate solo all'immagine, no? Della madre che dice al figlio: se non studi ti mando a lavorare, come per dire che il lavoro è una punizione. Cioè noi abbiamo un retaggio culturale per il quale sembra che il lavoro manuale, lo sporcarsi le mani, sia un po' contro la dignità della persona, quando in realtà la nostra cultura, la nostra tradizione ci dicono chiaramente che è il lavoro che nobilita l'uomo. Quindi è esattamente l'opposto di quel messaggio che a volte si fa passare. E non ultimo, anche un problema legato all'errata informazione. Si pensa che fare l'operaio sia dequalificante, sia non remunerativo. Abbiamo esempi, prima si parlava della saldatura, di aziende che per saldatori specializzati, quindi che hanno determinati patentini che la formazione professionale rilascia, arrivano a prendere anche 3-4 mila euro al mese. Abbiamo tecnici applicati nel mondo del controllo numerico, della programmazione dei PLC, che arrivano a prendere 2, 3, 4, 5 mila euro al mese, per cui non è questione di non remunerazione, di manovalanza a basso costo, è proprio questione di apertura mentale, di superamento di pregiudizi. Concludo solo con questo dato: in Veneto la formazione professionale copre il 10% dell'offerta formativa, vuol dire che il 90% sono licei e istituti tecnici, che poi magari andranno a fare i panini al McDonald's o chissà cosa. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono molto d'accordo con l'ultimo intervento che ha fatto, io non so chi sia, non ho visto bene, insomma, comunque dico quello che penso. Allora, io sono un ex insegnante che ha lavorato per anni al Giorgi di Treviso, quindi conosco molto bene un po' la situazione lavorativa, culturale, formativa, diciamo tanti aggettivi, perché in Italia si parla e si dicono tanti aggettivi per anche un po' confondere le persone. Io allora voglio dire questo: stiamo attenti genitori a non proiettarci troppo sui figli, richiedere cose che magari loro possono e non possono fare. Cerchiamo di capire che cosa vogliono fare, le loro abilità, eccetera. Io sono d'accordo con quello che ha detto l'ultima persona, penso che sia un prete. Sì, Don Alberto Poles, sì. Mi scusi. Allora, ha ragione. In effetti ci sono operai che guadagnano più di laureati, io parlo anche per esperienza, di laureati che vanno in fabbriche e guadagnano meno rispetto a quello che può guadagnare un operaio. Allora qui non si tratta solo di soldi, si tratta di immagine, ma l'immagine qualche volta rovina i figli. Stiamo attenti genitori, valutiamo bene le capacità, la possibilità, perché avere un figlio ingegnere può essere anche, come dire, importante per un genitore, però avere un operaio è più ancora che importante. Stiamo cauti, genitori, in questo momento di scelta di scuole stiamo cauti e non proiettiamoci, cerchiamo di capire le loro esigenze. Scusatemi, ma sono un po' incazzata, tra virgolette, su queste cose. Grazie per la sua testimonianza diretta di chi insomma per anni ha avuto a che fare con i ragazzi. Questi pregiudizi di cui parlava Don Alberto Poles, Fabio Borsato e Andrea Mangano sono reali, sono corrispondenti? Se posso io
Mi riaggancio alle parole che ha appena detto questa professoressa, con cui mi trovo perfettamente d'accordo. Dico, è legittimo che ogni genitore abbia per il proprio figlio l'aspirazione che faccia uno step superiore, però è anche giusto rispettare o ascoltare quelle che sono le scelte orientative delle scuole e quelle che sono le legittime aspirazioni del ragazzo. Quando io ogni anno incontro i ragazzi, dico sempre: ricordatevi una cosa molto importante, la vostra intelligenza risiede nelle mani. Che questo non significa essere persone di serie B, significa che hanno delle abilità, delle competenze. Io dico i virtuosi delle macchine a controllo numerico. Io sono laureato, ma se mi venisse chiesto di accendere una macchina a controllo numerico o di utilizzare un tornio, non saprei neanche da dove iniziare. Loro invece hanno delle abilità con cui realizzano degli oggetti di uso comune, fondamentali per le macchine a più alta tecnologia ed efficienza, senza le quali non funzionerebbero. Quindi ragazzi, ricordatevi, voi siete importantissimi per il mondo produttivo, grazie alle vostre abilità la nostra società, la nostra economia riesce ad andare avanti. Quindi l'aver fatto questa scelta vi deve rendere orgogliosi e soprattutto vi deve rendere consapevoli del fatto che di qui a 3 anni sarete già nel mondo produttivo con le vostre soddisfazioni economiche e personali. Fabio Borsato, dalle aziende riscontrate questo pregiudizio nei confronti dei ragazzi, che poi è poi un pregiudizio delle famiglie che viene poi proiettato sui ragazzi? No, confermo, ovviamente, insomma, è un po' sotto gli occhi di tutti, nel senso purtroppo ci facciamo i conti. Da parte nostra mi permetto di raccontare solo 2 piccole, forse, esperienze che come associazione abbiamo cercato di mettere in campo. Una, come dire, la portiamo avanti da 40 anni e grazie a Dio riusciamo a continuare. Una è in realtà una cosa che abbiamo fatto l'anno scorso, e sono 2 tentativi che facciamo come associazione di categoria proprio per rispondere a questo problema, se vogliamo, no? Culturale, nel senso che purtroppo il tema c'è, si pone, insomma è evidente, noi tutti come genitori, no? Io per primo magari, no? L'idea di dover investire, di essere noi, come diceva la professoressa, no? A caricare i figli di quella responsabilità, come dire, di indirizzarli tutti verso i licei. Quello che noi abbiamo cercato di fare, che cerchiamo di fare, da 40 anni facciamo una bellissima iniziativa che si chiama Scuola Media Manualità, con il finanziamento del Comune di Treviso, che continua ad aiutarci in questa questo è una cosa semplice, l'idea di base è quella di portare la manualità, l'idea della manualità nelle scuole medie, proprio per cercare di superare questo meccanismo che si è creato, no? Ripeto, il tema è un po' quello di dire, facciamo capire, come diceva il direttore, l'importanza dell'utilizzo delle mani, ma non solo, nel senso che chiaramente noi facciamo fare ai ragazzi della scuola media la ceramica, il mosaico, tutte queste cose anche tradizionali se vogliamo, ma negli anni abbiamo cercato di superare, no, quest'idea qui, introducendo la stampa 3D, introducendo la fotografia, che sono tutte cose che poi sono mestieri artigiani in qualche modo, no? E questo da una parte. Abbiamo fatto 40 anni l'anno scorso, quest'anno siamo al 41esimo anno, ogni anno negli ultimi 4-5 anni, è una cosa che mi permetto di citare perché è davvero bella, abbiamo fatto con il mosaico dei pannelli che abbiamo messo nel sottopasso della stazione. Il sottopasso della stazione storicamente è un luogo un po' di degrado, certo. E noi grazie proprio alla collaborazione con il Comune stiamo praticamente tappezzando il sottopasso stazione. Insomma, se capita, io credo sia veramente un bel esempio di come la manualità, no, possa avvicinarsi molto al concetto di arte. Una seconda cosa invece che abbiamo fatto l'anno scorso con gli Alcuni, con i fratelli Manfio, che è un'altra delle belle cose che ha prodotto questa città, abbiamo portato in giro uno spettacolo sempre rivolto alle scuole medie, perché sono in quella fase lì, diciamo, molto prematura, però è già importante, no, la scelta che fanno, e li abbiamo proprio fatti ridere da un lato, no? Perché è importante porsi in un certo modo soprattutto a quell'età lì, però gli abbiamo portato degli imprenditori artigiani e abbiamo cercato, ed è quello che continuiamo a cercare a fare con queste testimonianze, di fargli capire cosa vuol dire fare anche una scelta che poi possa portarti a diventare imprenditore piuttosto che a lavorare in un'azienda artigiana, perché come si diceva prima, l'idea di base che c'è e che porta, no, questo misunderstanding è il fatto che culturalmente abbiamo un'idea vecchia dell'impresa artigiana, del lavoro manuale, eccetera. Le nostre imprese oggi, abbiamo imprese che costruiscono
pezzi di satelliti, abbiamo imprese di assoluta eccellenza in campo alimentare, abbiamo imprese che lavorano per i marchi più importanti, i marchi della moda, quando lavorano se no sono imprese che producono capi di altissimo livello. Far capire questa cosa a quell'età lì è importante, noi cerchiamo di farlo Poi continuamente. le chiedo se questi incontri vengono fatti anche con i genitori, che forse sarebbe altrettanto fondamentale. Abbiamo un altro telespettatore in linea, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Do? Sì, prego, la sentiamo. Sono Fiorenzo, telefono dalla provincia di Treviso e sono 35 anni che io insegno nelle scuole superiori di Venezia, Pacinotti, Volta, il Barbarigo che è un alberghiero e ho insegnato anche un CFP. Purtroppo devo dire una cosa, prima di tutto non si lavora sulle motivazioni dei ragazzi, perché è vero che la manualità, il lavoro manuale ha dignità, ma se non si insegna anche la relazione culturale, la relazione come parlare. Il Sole 24 Ore l'anno scorso diceva il 95% dei ragazzi è ignorante funzionale, non capisce l'italiano. Nel biennio formativo dovremmo lavorare su questo, gli studenti, in collaborazione con la famiglia, sulle motivazioni e quindi sulla capacità dell'autostima. Perché è vero che un mio alunno è uno chef che prende 4.000 euro al mese, ma quando parla a tavola, quando parla in pubblico, sa parlare, sa dire la sua in maniera corretta. I valori non è solo il fare, ma è l'essere. Grazie, io la ringrazio perché dà uno spunto in più questa considerazione, cioè motivare e fare in modo che non sia bravo solo con le mani, ma che sia anche una persona. Guardi, e una cosa non esclude l'altra. Immagino che possiate... È difendevole la cosa. Sì, si lavora insieme. Perfetto, grazie per la sua testimonianza. Adesso andremo ad approfondire questo spunto che lei ci ha dato. Prima però ci dobbiamo fermare ancora per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, ci siamo lasciati con la telefonata di un telespettatore, un professore che parlava dell'importanza non solo dell'aspetto della preparazione manuale, diciamo così, ma anche delle motivazioni, dell'aspetto anche culturale che i ragazzi devono avere, due cose che vanno di pari passo. Don Poles, a lei e poi anche agli altri ospiti una considerazione su questo. Indubbiamente le considerazioni fatte dal telespettatore sono corrette nella sostanza, poi bisogna un attimo comprenderle e contestualizzarle, perché si dice che la scuola educa alla vita, dimentichiamo magari che il mondo del lavoro occupa 2/3 della vita, per cui la scuola educa al mondo del lavoro, c'è poco da fare. Se poi noi guardiamo anche, ma pensiamo alla nostra classe politica, senza voler fare considerazioni, quando parlano in televisione, no? Alcuni strafalcioni, alcune carenze lessicali, grammaticali, cioè non è un problema dei ragazzi che hanno scelto i percorsi di formazione professionale, che sono bravi a fare un lavoro ma non sono capaci di parlare, è un problema culturale, generazionale, per cui va molto oltre. Se io penso alle nostre realtà, noi curiamo un'educazione integrale della persona e i nostri ragazzi, questo è anche frutto un po' della cultura che sta prendendo piede, ma in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, c'è tutta una cura delle competenze trasversali, il team working, tutta una serie di attenzioni proprio per cercare di far sì che i ragazzi sappiano relazionarsi, sappiano lavorare insieme. Dopo si sa, non basta solo la scuola, bisogna che tutto il contesto culturale e che la volontà dell'individuo facciano quei passi che noi possiamo mettere alla loro portata, ma se uno non li compie poco serve metterli alla loro portata. Adesso lascio anche a Fabio Borsato e Andrea Mangano rispondere a questo, abbiamo però una telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giulia, lei suoi ospiti. Buongiorno. Allora, perché non si danno i soldi del reddito di cittadinanza
a quelli senza lavoro in attesa di chiamate e dare la possibilità di darli agli imprenditori che assumendo queste persone, magari giovani, che l'imprenditore deve perdere tempo per insegnarle, visto ma che non può rimetterci lui di tasca propria, e potrebbero trovare lavoro, ma questi ragazzi andando 1 mese e 2 in prova con i soldi del reddito di cittadinanza agli imprenditori, ma loro non possono rimetterci, questo voglio dire. E questi giovani imparano lì insomma in questa ditta. E questo è il discorso, agli imprenditori dovrebbero darli. Grazie. E loro poi li danno a questi giovani che stanno imparando. Grazie signora Giusi, grazie. Don Polo, se lei annuiva. Mamma mia, questa signora bisognerebbe farla ministro del lavoro. Ha perfettamente ragione. Il reddito di cittadinanza, lo stiamo constatando, non ha avuto i risultati sperati, anche perché molta gente adesso crea il problema opposto. Le aziende chiamano e non vanno a lavorare perché tanto hanno il sussidio. Il problema del dopo verrà dopo. L'idea che la signora ha proposto è quella stessa che ho anch'io. Avendo dato il reddito di cittadinanza attraverso le imprese, cioè io Stato pago a te impresa 1 anno, 2 anni di lavoro di questa persona, ti do i soldi e tu glieli dai e intanto lavora e impara un mestiere, così è attivo, è qualificato, così anche il prodotto interno lordo aumenta e vissero tutti felici e contenti, ma questo purtroppo è sembrato troppo difficile per essere realizzato. Dottor Mangano, tornando alla considerazione di prima sulla preparazione culturale, diciamo che può andare di pari passo con quella manuale. Sì. Nelle vostre scuole vengono fatte comunque le materie che si trovano anche in altri indirizzi. Proprio perché le materie culturali, sia scientifiche che umanistiche, sono fondamentali. Un buon lavoratore deve essere in grado di sapersi esprimere, quindi nelle nostre scuole noi non prescindiamo mai, non deroghiamo dall'italiano, dalla fisica, dalla matematica, scienze applicate, eccetera, eccetera. In aggiunta facciamo ancora di più, proprio perché questi ragazzi ormai sono ragazzi il cui cellulare, lo smartphone è diventato una nuova propagine del corpo e parlano per slogan o con gli emoticon. Noi li sottoponiamo a delle prove per loro abbastanza stressanti, perché ad esempio si devono mettere in gioco con le aziende, insieme con la Confartigianato facciamo sinergia, facciamo squadra, le aziende vengono da noi, si presentano e i ragazzi poi devono sostenere dei veri e propri colloqui lavorativi con il loro curriculum Europass, presentarsi, sapersi rapportare, valorizzare le proprie esperienze, saper comprendere le richieste del responsabile delle risorse umane di turno e otteniamo 2 effetti. Il primo effetto è quello appunto di non parlare solo attraverso il cellulare ma vis-à-vis con le persone. Il secondo effetto di offrirgli un'ulteriore possibilità lavorativa. Se ti sai mettere in gioco in maniera adeguata, molto probabilmente ti sei creato un'opportunità per il futuro. Anche le aziende forse rispetto al passato oggi fanno attenzione all'aspetto umano di pari passo con le competenze. Assolutamente. Un tempo, quando si assumeva una persona, si faceva molto caso alla parte della preparazione tecnica di quella persona, è ancora così, ovviamente molto importante, soprattutto per quelle figure professionali che facciamo fatica a trovare, è importante che abbiano quel tipo di competenza. Si dice che una volta il parametro fosse 80-20, cioè mi interessa l'80% delle competenze tecniche, 20 quelle trasversali. Adesso pare che si sia quasi ribaltata la situazione. È importante che una persona che viene inserita in un'impresa abbia la capacità di stare in un gruppo di lavoro, abbia la capacità comunque di dialogare con i colleghi, abbia quelle competenze che gli consentono di stare nel mondo del lavoro e in impresa in particolare. Chiaro che non si può derogare a una preparazione tecnica, soprattutto per quello che dicevamo. Quindi assolutamente importante, insomma, tanto che mi veniva in mente, no? Il nome nuovo dell'alternanza scuola-lavoro è percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, quindi come dire, anche lì è reso evidente che entrare in azienda vuol dire prima di tutto avere un contatto diretto con quel tipo di competenza, no? Le cosiddette soft skills, cioè quelle proprio trasversali, che vuol dire che quello che diceva poi la persona che è intervenuta,
saper stare in un gruppo di lavoro. Io come Confartigianato Formazione, no, un ente che fa questo di mestiere, e le imprese ci chiedono moltissimo di lavorare su questo, cioè lavorare sul team building, la costruzione del gruppo, perché poi chiaramente più il gruppo è unito, più il gruppo è insomma, coordinato, più la produttività aumenta inevitabilmente. Insomma. Faccio l'avvocato del diavolo, si sente dire spesso i ragazzi che escono dalle scuole di formazione non sono sufficientemente preparati. Diventano un costo per l'azienda perché l'azienda deve dedicare una persona a seguirli, a prepararli, a dargli le indicazioni. È così? Non è così? Prima al direttore Borsato e poi faccio rispondere anche chi invece questi ragazzi li forma. Allora, capita che le nostre imprese si lamentino da questo punto di vista. È anche vero che tutto il percorso che abbiamo iniziato con gli istituti cerca di ovviare anche a questo, no? È chiaro che la nostra partecipazione alla vita degli istituti in qualche modo, no? Nel senso la collaborazione che c'è, ci permette anche di far presente agli istituti guarda che la persona è impreparata per questo e questo motivo, no? Nel senso che l'ottica della collaborazione deve risolvere questi problemi, insomma, voglio dire, è ovvio che i centri di formazione professionale, gli istituti tecnici sfornano, fra virgolette, scusate la brutta parola, insomma questi giovani ragazzi, e è chiaro che poi entrare nel mondo del lavoro è sempre comunque un altro film, e la collaborazione deve risolvere questo e deve insomma aiutare noi e gli istituti a come dire, far uscire dagli istituti delle persone, dei ragazzi già in grado, già pronti per il mondo del lavoro, insomma, per quanto possibile ovviamente. Faccio rispondere subito anche voi, prima però diamo la parola al telespettatore e telespettatrice in linea. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno ai suoi ospiti. Niente, io volevo dirvi, ho 2 figli, uno di 46 e uno di 42. Praticamente hanno studiato grafica. Sì. Pronto? È caduta la linea. Allora, cerchiamo di ripristinare il collegamento con la signora Nadia. Faccio rispondere anche a voi a questa provocazione, cioè il fatto che le scuole professionali non siano sufficientemente pronte a preparare i ragazzi. Allora, io dico che non è preparato chi non vuole essere preparato, perché non tutte le ciambelle rispono col buco, c'è sempre quel ragazzo che è reticente a tutte le nozioni che gli vengono date. In realtà, riagganciandomi a quello che diceva il collega, c'è una fortissima sinergia. Faccio un esempio concreto. Le imprese del territorio su cui noi lavoriamo ci hanno segnalato che la preparazione dei nostri ragazzi nel settore dell'automotive o della meccatronica necessitava di essere indirizzata verso tutto il comparto dell'ibrido. Ci sono un sacco di macchine ibride, che c'è un'impennata delle vendite pazzesca. I nostri artigiani non sono al momento tecnicamente preparati per poter, ad esempio, fare un banalissimo tagliando a queste macchine. Sinergia con la scuola, senti, focalizziamo la preparazione dei tuoi ragazzi in prospettiva futura per far sì che quando usciranno io avrò forze tecnicamente pronte per poter lavorare su questo nuovo settore, diciamo, industriale. Okay? Quindi diciamo che un po' la devo contraddire. Lei diceva faccio l'avvocato del diavolo, non sono d'accordo, proprio perché questo confronto costante fa crescere il livello qualitativo, rimane sempre una piccola sacca, diciamo, di resistenza di quei ragazzi che comunque di per sé nel loro percorso scolastico erano svogliati e non si può in qualche modo riuscire a convincere tutti, ecco. Faccio rispondere anche Don Polis, però prima devo dare la linea alla regia per la pubblicità, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, Don Polis, le do subito la parola, prima però dovremo avere la signora Nadia, era caduta la linea, pronto? Sì, pronto, sono Nadia. Eccoci qui, lì ci diceva che lei ha 2 figli di 46 e 42 anni, poi non abbiamo più sentito più nulla, prego. Sì, hanno fatto grafica a Fagarè. Praticamente quando hanno finito la scuola sono stati subito assunti su ditte di grafica. Però dopo con
portare computer e cose tecnologiche, praticamente la grafica queste ditte hanno chiuso, perché non c'è più, stanno più svelti a fare via telematica. E queste figure vanno perse. Praticamente si sono dovuti cambiare lavoro e adesso lavorano il marmo, fanno i mosaici, e lavorano su tutt'altra cosa e si sono messi come imprenditori. E penso che ci sia anche tanto la burocrazia, che fai fatica a assumere un operaio, che ci vogliono carte sopra carte e un'infinità. Dopo volevo dire, mio papà aveva un elettrauto qua a Treviso, ha sfornato tanti di quelli elettrauto che non so, aveva 12 dipendenti, adesso un elettrauto non può permettersi di prendere 12 dipendenti. Grazie, arrivederci. Grazie buongiorno. signora Nadia. Beh, i figli della signora Nadia poi si sono reinventati, hanno avuto anche la capacità insomma di reinventarsi in un momento di difficoltà dovuto al settore che avevano inizialmente scelto. Don Poles, tornando all'origine insomma di quella che è stata la mia provocazione. Ma il problema è che gli studenti in uscita dalla formazione professionale non siano adeguatamente pronti per entrare nel mondo del lavoro è un po' un falso problema, cioè è una realtà, ma se noi guardiamo a quello che succede per gli universitari, per chi esce dall'università appena laureato, abbiamo dei dati ancora più sconfortanti, nel senso che questi laureati entrano nel mondo del lavoro e sono completamente disorientati nella maggior parte dei casi, per cui anche qui è di nuovo un problema generazionale, culturale. Io credo che la peculiarità e il pregio delle scuole di formazione professionale sia proprio quello di non insegnare tanto delle tecniche, per cui usare questa macchina, fare quella lavorazione, ma insegnare dei processi, creare una mentalità, cioè aiutare il ragazzo, che poi sarà il lavoratore, a capire la logica che sta dietro a determinate lavorazioni, per cui anche se un domani lavora in un'azienda con tecnologie diverse, con mansioni diverse, su macchine diverse, non ha problemi. Rispondo anche alla signora Nadia, perché già immaginavo, quando ha detto grafica, capivo già dove sarebbe andata a finire. Effettivamente il comparto grafico è uno di quelli che in questi ultimi anni ha attraversato la crisi più forte, proprio perché l'avvento del digitale ha fatto piazza pulita di tutto ciò che ormai è carta stampata, Depliant, volantini, eccetera. Rimane solo una parte residuale. Ovviamente la disoccupazione è un problema, ma ancora una volta è un po' un falso problema, perché se le aziende sanno rigenerarsi, ricrearsi come molte hanno fatto, mettendosi nell'ambito del digitale, della produzione di siti web, della produzione di tutto ciò che è digitale, queste sono riuscite, o anche semplicemente con la stampa digitale, sono riuscite a sopravvivere e ancora fanno numeri di tutto rispetto. Molto bene i loro figli, i figli della signora, che si sono ripensati, reinventati in un altro settore professionale, perché poi non è detto che uno debba nascere in un lavoro e morire in quel lavoro. I centri di formazione professionale offrono anche molti corsi per adulti, corsi di aggiornamento, corsi di riqualificazione, proprio perché è una normale legge del mercato del lavoro che si possa cambiare lavoro, che un settore possa andare in crisi e un altro possa avere più bisogno, e comunque le competenze al giorno d'oggi si aggiornano con una velocità alla quale è anche difficile star dietro. Andrea Mangano, proprio flash, una percentuale di ragazzi che escono dalla vostra scuola e che trovano lavoro? Guardi, l'80% ha 6 mesi dalla qualifica. Quindi ho le prenotazioni delle aziende tramite mail, almeno 2 email al giorno, chiedendomi gli elenchi degli allievi in modo tale da poter avere già dei nominativi da schermare nel momento in cui i ragazzi a giugno concludono la scuola e quindi iniziare subito un rapporto lavorativo. Quindi proprio l'offerta, diciamo, che noi produciamo non riesce a soddisfare la quantità di domanda che ci arriva dal contesto lavorativo. Altra cosa, l'aspetto dell'internazionalizzazione fondamentale, perché porta i ragazzi poi a scoprire anche
quello che c'è al di fuori dei Certo. confini del proprio territorio. Sì, grazie a progetti quali Erasmus, progetti finanziati dalla Regione del Veneto o dalla Commissione Europea, la nostra scuola già da diversi anni offre l'opportunità, ovviamente ai ragazzi più meritevoli, di andare 3-4 settimane all'estero, Galles, Francia, Irlanda, Germania, per fare corsi intensivi di lingua, perché l'inglese, ricordiamocelo, è fondamentale, e per fare proprio tirocini lavorativi, parliamo di quasi 40 ore alla settimana, per aprire la mente, dico io, confrontarsi con realtà produttive diverse, con colleghi stranieri, con metodologie lavorative diverse e tornare a casa con nuove competenze. Questo lo facciamo sia in uscita sia in entrata. Accogliamo studenti stranieri, in questi giorni abbiamo un gruppo di studenti parigini che vengono qui da noi per formarsi su tecnologie che magari lì, nel loro contesto, al giorno d'oggi non sono ancora, diciamo, esplorate. Abbiamo poco meno di un minuto. Fabio Borsato, abbiamo capito, gli strumenti ci sono, la collaborazione tra aziende e mondo della scuola c'è e insieme si cerca di migliorare proprio per formare i ragazzi nel modo giusto. Che cosa manca? Mancano le risorse, la signora Giusi parlava di reddito di cittadinanza che avrebbe dovuto finire nelle casse delle aziende. Serve anche un aiuto economico alle aziende per incentivare Lo questo. diciamo da quando è nata l'idea del reddito di cittadinanza come associazione. Le risorse, quando ci sono, sappiamo che, voglio dire, le risorse purtroppo non sono molte, ma quando ci sono, in questo caso sono state trovate, devono essere messe sul mondo del lavoro, perché è il mondo del lavoro che poi muove tutta una serie di altre cose. Il reddito di cittadinanza in sé, insomma, i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, non funziona così come è pensato. Quei soldi lì preferibilmente, ribadisco, l'associazione lo dice da sempre, dall'inizio, vanno messi sul mondo del lavoro per creare poi quel volano che consente anche, insomma, voglio dire, che tutti guadagnino da questo meccanismo, insomma. Io ringrazio Fabio Borsato, direttore Confartigianato Marca Trevigiana Formazione, ringrazio Don Alberto Poles, presidente di Forma Veneto, e ringrazio Andrea Mangano, direttore generale del Centro Formazione Professionale di Fonte, Fondazione Opera Montegrappa. Ringrazio voi telespettatori per essere intervenuti in diretta e per averci seguiti. Grazie, buon proseguimento di giornata su Antenna 3. Arrivederci.